Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay. Ci troviamo nuovamente di fronte all'assedio di Napoli. Come potete vedere, le nostre forze sono state attaccate dallo Stato Papale, il quale schiera circa 1300 uomini davanti alle nostre porte. Dovremo fronteggiarlo con delle milizie cittadine e qualche brigante di fortuna, proprio per la battaglia che è avvenuta nell'altopiano a destra. Cercheremo di combattere la battaglia per evitare la sconfitta. Battaglia, un assedio su Empire. Però adesso cercheremo di fare del nostro meglio. Fasi di caricamento, ho notato che un po' la voce se ne va perché è un caricamento un po' lungo, un po' pesantuccio, quindi diciamo la voce non è continua. Però adesso vediamo di entrare in battaglia. Dobbiamo vincerla per forza questa battaglia, perché altrimenti siamo finiti. Il nemico Eccoci cercherà qua. di aprirsi la strada. Loro hanno, diciamo, un vantaggio perché sono superiori a noi, però potremmo necessariamente fare una cosa. Portiamo tutte le truppe qua. Credo che attaccheranno da quella zona, se non sbaglio, da quella, vabbè. Adesso vediamo. Però volevo fare una cosa interessante. Se non sbaglio, abbiamo i briganti che hanno disponibili i paletti, i pali. Questi pali io li andrei a piazzare proprio davanti alla porta, perché se dovessero entrare le cavallerie ci darebbero molto fastidio. Dopo metterei i briganti qua in alto. Ecco, andrei a occupare questa zona con i briganti. Poi chi sono? Ecco qua, metterei la milizia cittadina, che è molto più esperta, diciamo, dei... Però dovrebbe guardare da quella parte. Perché guardano da quella parte? Che cosa c'è? Io come faccio a capire da che zona attaccano? Non lo so. Va bene, concentriamo tutte le truppe per adesso. Allora, questa, cittadini col fucile. I cittadini, ragazzi, per il momento li mettiamo all'interno della casa, perché per il momento li lascio qua solo per organizzazione. Ok, altre milizie tutte sul fortino, che purtroppo non entrano, quindi dobbiamo metterle un po' alla volta. Ok, è che è un po', diciamo, diverso l'assedio su Empire. Diciamo è più disorganizzato rispetto a quelli precedenti. Cosa abbiamo qua? Cittadini a pietra col fucile a pietra focaia. Qua abbiamo un'altra milizia che la mettiamo qua. Però non vorrei creare troppo affollamento nelle zone superiori. Ecco, i cittadini con fucile a pietra focaia li mettiamo qua nel caso di una distruzione delle porte. Ecco, potete vedere che non si riescono a posizionare per bene i soldati, mentre sugli altri Total War diciamo che era molto più semplice. Qui un po' una massa si mette. Va bene, questi aggiungiamoli qua. Non vorrei che ci attaccassero anche da altri lati, quindi organizziamo così. Penso che più di così non possiamo fare. Ecco, questi vanno bene qua, questi pure. La guardia del generale, i briganti qua su. Bene, così credo che possa andare. Allora, sui lati abbiamo questi uomini. Questi li metto anche da quest'altra parte, perché tenteranno sicuramente di aggirarci. Quindi usiamo i cannoni che ci sono, e quindi cerchiamo di proteggere i lati. Ragazzi, le nostre truppe sono queste. Gli uomini magari a sinistra, cioè in queste case, cercheranno di colpire quelli che si trovano sui muri, sulle mura. Magari i briganti qua davanti metteranno dei paletti per cercare di fermare la cavalleria che vorrà entrare. Ecco, questa secondo me è l'idea più adatta. Dobbiamo sfruttare, diciamo, il vantaggio della posizione sopraelevata e cercare di evitare gli aggiramenti. Allora, attiviamo immediatamente i paletti. Ecco gli uomini che si posizionano immediatamente nelle loro postazioni. Partono le cannonate nei confronti del nostro muro, che subisce il 6% di danno. Purtroppo i mezzi cannoni danno fastidio, 9% di danno. Mettiamo qua questi altri ragazzoni. Cerchiamo di colpire con la massima potenza possibile i ragazzi avversari. Ecco che loro avanzano con ben 3-4 cavallerie, quindi dobbiamo evitare il contatto diretto. Ecco che si avvicina il plotone della fanteria di linea vera e propria, che ha un ottimo corpo a corpo rispetto alla nostra, quindi ragazzi dobbiamo stare attenti. Vediamo se qua sotto hanno piazzato i paletti. Li hanno piazzati? Credo che li hanno piazzati. Vediamo un po'. E dove li hanno piazzati? Qua? Che sono questi? Ma dai, dove li hanno messi? Io non riesco a capire. Gli avevo detto di mettere i paletti. Non riesco a capire. Vabbè, portiamo i nostri uomini qua su. Li hanno messi qua i pali, ragazzi.
Ma dai. Devono metterli davanti al forte. Vabbè, velocizziamoli, portiamoli sopra. Volevo evitare proprio questo. Che stanno facendo questi? Ah, si stanno mettendo. Facciamo così invece, i briganti lasciamoli qua dietro. Ecco qua, si avvicinano reggimenti avversari, una milizia cittadina che tenta appunto di effettuare un giretto. Portiamo i briganti qua su immediatamente, forza, perché tenteranno di aggirarci. Che mira che hanno questi cannoni però, Ecco, inizia il contatto diretto a fuoco. Inizia il contatto diretto a fuoco. Inizia il contatto diretto, portiamo i briganti su. Il muro mi sa che sta per cedere. Eccoci qua. Qua abbiamo fortunatamente ottime unità pronte a difendere. Vediamo quello che intendono combinare. Apriamo il fuoco. Apriamo il fuoco. Forza. I briganti stanno salendo. Forza ragazzi. Forza ragazzi, pronti con le baionette voi qua sopra, Mi raccomando. Vediamo un po' qui da questa parte. Altra fanteria cittadina pronta ad aprire il fuoco. I briganti si stanno posizionando per iniziare a sparare. Perfetto. Forza ragazzi, la porta, attenzione alla porta. Eccoli che stanno salendo. Stanno salendo ragazzi. Pronti con le baionette alla mano. Innescatele ragazzi, pronti. Pronti a innescare le baionette. Le hanno messe mi sa e siamo pronti al combattimento. Qua giù che succede? Continuano a darci fastidio. I briganti sono pronti a sparare. Pronti con le baionette anche voi, Ragazzi, baionette alla mano. Aiutateli. Questi cosa sono? Continuiamo. Perfetto. Andiamo da questa parte. Le baionette le abbiamo innescate. Baionette alla mano. Qui non credo che ci sia nessun altro. Baionette alla mano. Ragazzi, state sparando sui vostri uomini. Fermi. Perfetto. Continuiamo a sparare. Baionette alla mano. Baionette alla mano. Baionette alla mano. Ecco che fanno fuoco anche i nostri uomini all'interno della casa. No, fuoco a volontà. Non fate fuoco sui nostri uomini. Niente fuoco a volontà. Noi qua a sparare. A quanto vedo non riescono a salire. Benissimo. La fanteria papale subisce l'attacco dei nostri uomini con la baionetta e non riescono a salire. I briganti fanno un po' di pulizia. Qua è il fronte centrale. In vantaggio sono, maledetti. Diamo una mano con questi altri uomini qui. Baionette alla mano anche loro. Innescatele e date un aiuto qui, che sono in vantaggio. Purtroppo sono fanteria ben addestrata. Fanteria papale qua. I briganti portiamoli sotto ragazzi. Forza, forza. Le baionette ci possono salvare. Qui si continua a sparare con i cannoni addirittura. Forza ragazzi. E lo devo dire io di sparare? Le baionette. Combattenti in grande vantaggio. Giriamo gli uomini qua su. I briganti mettiamoli per bene da questa parte. Come va ragazzi? Forza. Questo fronte sta perdendo purtroppo. Qui mi sa che siamo riusciti a vincere, quindi diamo una mano a questi uomini. No, no, i briganti devono scendere. Apriamo il fuoco. No, 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 perché stanno scendendo questi pazzi? Ma guardate, dai, che caspita, salite. Ma dai, ma chi è il pazzo che scende di là? Ma dai,
Salite! Ma sono stupidi questi. Top. Ok. Avete aperto la porta, ma questa è la nostra intelligenza artificiale che abbiamo. Dai, hanno aperto la porta. Guardate, ora per questo tizio dobbiamo far entrare i nemici. Io non gli avevo detto di aprire la porta, gli avevo detto anzi di passare dall'altra parte. E questi se ne sono scesi e hanno aperto il portone. E ora scommetto che il portone non si chiuderà più. E noi dobbiamo far entrare qua dentro l'intera fanteria nemica, perché ovviamente così è giusto. E noi dobbiamo perdere la battaglia per questa cosa. Ah, meno male, la porta si è chiusa. Allora, quali abbiamo eliminati se non sbaglio? Quindi si ripassa. Le baionette non si possono più disinnescare, mi sa. Quindi si ripassa dall'altra parte. I briganti sono gli unici che possono riprendere il combattimento. Di briganti ne ho ancora altri qui. Perfetto. Qua abbiamo finalmente eliminato tutti. Quindi allora tutte le milizie scendono giù, visto che hanno le baionette. E tutti i cittadini con fucile a pietra focaia risalgono su. Mettiamoli qua. Perfetto. Da quest'altra parte. Quelli nella casa li facciamo uscire. E li andiamo a posizionare al di sopra di tutto. Veloci. Allora ragazzi, ne abbiamo fatti a pezzi un bel po'. Attenzione che qua sta per risalire la fanteria di linea. Quindi mi sa... Ecco qua, qua servirà sicuramente una di queste milizie. Portiamone un'altra qua su. Eccole qua. La porta è aperta, ma io non lo so. Oh oh oh, attenzione. Ragazzi, pronti? Briganti. Ok. Allora ragazzi, sto spostando un po' le unità. Eccoci qui. Via, ma perché c'è questa modalità inserita? Ok, vediamo di far fuoco su questi. Ok, qua stiamo iniziando a riprendere il fuoco diretto con i cannoni. Benissimo. Ok, vediamo qua come va. Questi sono in leggero svantaggio, per fortuna. Però le battaglie su Empire a livello di assedio sono un po' disorganizzate. Come potete vedere, i soldati sono un po' addormentati, non riescono a prendere controllo diretto. Tipo qua su si potrebbero far fuoco in maniera perfetta, invece c'è solo un cannoncino disponibile. Eccoli qua, che sparano addirittura laggiù. Allora, i ragazzi qua sotto avevano i picchieri, la fanteria che non è riuscita, diciamo, a darci fastidio. Vediamo un po' come procede la battaglia. Ecco, sono un po' lentucce queste battaglie. Io non voglio uscire fuori per sacrificare uomini inutili. Intanto inizia qui il contatto diretto a fuoco, come potete vedere, con i nostri schermagliatori che iniziano a sparare. Perfetto. Forza ragazzi. Allora, bene, siamo riusciti a sfruttare le baionette a nostro vantaggio. Mettiamo qua in basso la nostra fanteria armata di baionetta. Vediamo un po'. Le cavallerie credo che a breve si ritireranno, proprio perché non riusciranno più a fare nulla. Benissimo. Vediamo qua come va. Continua il contatto diretto a fuoco. Sono in leggero svantaggio, come potete vedere. Adesso abbiamo
qua altri cittadini con fucile a pietra focaia, ma se vado a cliccare su di loro è molto difficile riuscire a controllarli, perché in queste zone del forte non riescono a posizionarsi per bene. Ok, apriamo il fuoco intanto qui, perfetto. Qui già stiamo iniziando a far fuoco. Portiamo una milizia, eccoci qua, qua in alto. Qui abbiamo questi altri cittadini che possono aprire il fuoco da questa parte. Ok, abbiamo quasi decimato questi ragazzi. Allora ragazzi, perfetto. Bene, queste battaglie diciamo un po'... battaglia un po' strana, un po' lentuccia. Non riesce a essere molto rapida. Qua questi cavalieri rimangono così fermi, aspettano che io esca con tutte le mie unità. Qua ovviamente i combattenti nemici a breve alzeranno bandiera bianca. Ragazzi, credo che la battaglia sia finita in nostro vantaggio. Diciamo una battaglia un po' strana, perché ovviamente gli avversari non sono riusciti a fare del loro meglio. Sono saliti in maniera molto strana e siamo riusciti a farli fuori. Ma ovviamente perché hanno attaccato con tutte queste cavallerie. Le cavallerie negli assedi, se non riescono ad aprire la porta, sono inutili. Potete vedere che sono rimasti fuori. E quindi appena quest'unità cederà, ecco, non riusciranno più a fare nient'altro. Mi dispiace che non è ben organizzata la battaglia. In questi spigoli del forte non si riesce a collocare unità. Ecco, infatti questi uomini fuggono dal campo di battaglia perché non sono riusciti ad aprire una breccia. Io se fossi stato in loro avrei aspettato un po', avrei distrutto il muro e poi sarei entrato con tutto l'esercito. Ma vabbè, il tempo rimasto è a nostro vantaggio. A quanto pare l'esercito nemico non si accinge ad avanzare e siamo riusciti a vincere la battaglia, ragazzi. Gli avversari a quanto pare che cosa vogliono fare con queste cavallerie ferme qua? Noi ormai addirittura continuiamo ad aprire il fuoco in queste zone con le ultime truppe rimaste. Qui i cannoni purtroppo non ce ne sono più. Perfetto ragazzi, quindi io continuo.